Le speranze si sono spente in mattinata dopo una nottata passata a pregare per un miracolo. Purtroppo non ce l'ha fatta Massimo Boscolo, il 34enne agente della polizia locale di Padova, rimasto gravemente ferito in un incidente in moto mentre era in servizio. La sua agonia è durata 48 ore. Il vigile è deceduto nel reparto di neurochirurgia dell'ospedale di Padova. Sabato mattina Boscolo, originario di Chioggia dove viveva con la famiglia, era impegnato in via Romana Ponense in un servizio di scorta durante una manifestazione di handbike del team Obiettivo 3 fondato da Alex Zanardi. All'improvviso, mentre stava superando delle auto, è stato colpito da una vettura che stava effettuando una manovra di svolta. L'agente, prima di finire violentemente a terra, ha sbattuto contro un palo della luce e un cartello della segnaletica. Le sue condizioni erano parse fin da subito disperate, ma per 2 giorni i familiari e colleghi avevano sperato che potesse riprendersi. Purtroppo ferite e traumi sono state fatali. Massimo Boscolo era arrivato alla polizia locale di Padova 2 anni fa. Prima era stato in servizio per il comune di Mira. Unanime il cordoglio dell'amministrazione comunale padovana che ha espresso vicinanza alla famiglia del giovane agente. Un ragazzo di rara professionalità che aveva deciso di impegnarsi per gli altri e per tutti i cittadini. Oggi non c'è più e questo è un lutto grave per tutta la nostra comunità, ha scritto il sindaco Sergio Giordani, che insieme alla giunta sta pensando ad un modo per ricordare il sacrificio del vigile. La città di Chioggia si unisce a questo immenso dolore, ha scritto invece il neosindaco clodiense Mauro Armelao, che ha espresso le sue condoglianze alla famiglia di Massimo Boscolo.